Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Province, saltato in commissione l'obiettivo luglio. In un vertice a giugno tra il Presidente della Regione, i segretari regionali e i capigruppo all'Ars dei partiti di maggioranza si era presa una decisione solenne. La legge sulle province verrà approvata in commissione entro la fine di luglio, in modo da poter arrivare all'approvazione definitiva in aula nel mese di settembre. Ebbene, oggi è il 1° di agosto. Luglio è finito e in prima commissione la legge sulle province non è ancora stata approvata. Sappiamo che vi è ancora qualche giorno prima che l'Ars chiuda per le ferie estive e non vorremmo mettere premura, ma forse nel comunicare le prossime decisioni solenni andrebbe utilizzata la parola circa. L'aeroporto di Catania diventi una priorità nazionale. Continuano i forti disagi all'aeroporto di Catania, passeggeri in attesa sotto il sole cocente, voli spostati in altri scali all'ultimo minuto, ritardi insopportabili e soprattutto turisti che giurano che non metteranno più piede in Sicilia. I danni sono incalcolabili, ma a questo punto la priorità è il ritorno alla normalità, del quale non vi è traccia. Non può più essere solo un problema regionale, la riapertura dell'aeroporto di Catania deve diventare una priorità nazionale. Si dia atto al governo Schifani di aver fatto il possibile, ma adesso è il governo Meloni che deve assumersi la responsabilità. 1 miliardo di fondi UE in riprogrammazione. Lo scorso giovedì la Giunta Schifani ha approvato la delibera sui fondi europei PO-FESR Sicilia 2014-2020. Si tratta della riprogrammazione dei fondi in relazione allo stato di attuazione del programma. In sostanza, per evitare la restituzione di fondi all'Unione Europea, si decide la sostituzione di progetti non realizzabili entro il 31 dicembre 2023 con programmi realizzabili ma di cui era previsto il finanziamento con altre fonti di spesa. Si rende così possibile l'utilizzo totale dei fondi. Il reddito di cittadinanza è il genio degli SMS. Non sappiamo chi sia stato il genio che all'INPS ha preso la decisione di comunicare per SMS a 160.000 famiglie la cessazione degli attuali criteri del reddito di cittadinanza. Finora il percorso di fuoriuscita parziale dei soli occupabili, mantenendo un sostegno decrescente, stava procedendo senza traumi. Adesso in molti soffieranno sul fuoco per mettere in difficoltà un governo il cui consenso è venuto anche dalla promessa di superamento di un sistema demagogico e insostenibile per le casse dello Stato. Commissariato di polizia a Lampedusa. A Lampedusa sorgerà finalmente un commissariato di polizia con una dotazione organica di ben 45 uomini. Il ministro dell'Interno ha firmato il decreto e nelle prossime settimane si comincerà ad avviarne la costituzione. Intanto la situazione dell'hotspot è sempre più insostenibile. Si è arrivati anche a 3.000 persone contro le quasi 400 che il centro può ospitare. Unicredit per Sicilia e Lombardia. Unicredit ha annunciato alcuni interventi straordinari di sostegno ai clienti sia privati che imprese della Sicilia e della Lombardia danneggiati dagli eventi eccezionali dei giorni scorsi. Tra le iniziative una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui e prestiti a tassi e condizioni agevolate. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana Notizie.Sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.